E niente, anche oggi all'ultimo minuto, purtroppo quest'anno è andata così. Comunque non è che i punti li dovevamo fare con loro e con la scorsa settimana con la Golbet. È solo che le ultime 4 giornate Testaccio, Golbet e Cotton siamo riusciti a portare a casa 4 punti che nessuno avrebbe mai sperato. Ora vediamo che fanno le altre squadre, speriamo che giocano pure tutte le altre squadre agguerrite come giocano tutti contro di noi e complimenti a loro, mi auguro che vincano un'altra volta il terzo titolo perché se lo meritano come squadra, come tutto e speriamo di non andare a fare i play-out. Se andremo a fare i play-out ci proveremo fino all'ultimo. Oggi purtroppo alle 9:30 Maramao telefona: Presidente, sto male, ho la febbre, Flore è bloccato, altri 2 ragazzi per lavoro e siamo venuti in 8 contati e complimenti a tutti i ragazzi che sono venuti e come sempre danno il massimo. Eh sì, noi ogni partita che giochiamo per vincerla. Un pareggio era oro, però chi gioca per pareggiare perde. Uno gioca solo per vincere. E ora l'ultima settimana si deciderà tutto, anche questa settimana io speriamo che all'Italia contro De Angelis e Gem contro Gottini siano partite agguerrite come queste, come quella di prima, quella della scorsa settimana, come tutte, perché è giusto. Poi ognuno avrà i suoi meriti,